Fanno parte della nostra storia e sono il nostro quotidiano. Li attraversiamo guardando i negozi o ci rifugiamo quando piove, ma anche quando il sole picchia duro. Sono i portici, caratteristica non solo di Treviso, ma di moltissime città che hanno mantenuto la loro impronta medievale. Ma pochi sanno che i portici erano proibiti perché pericolosissimi in quei secoli. Nel 1164 il buon Federico Barbarossa, che ci voleva bene, era arrivato al punto di concedere a Treviso, che non era ancora libero comune evidentemente, di munirsi, quindi di farsi le mura, e era talmente tranquillo sulla fedeltà, sulla bontà, sulla tranquillità, non era vero niente, non importa, facciamo finta che fosse così, da concedere alle città di avere dei portici. Il portico che era emblematico, diciamo così, dell'insidia, soprattutto di notte, perché la corteada da Rio una corona non gli accavava nessuno, insomma. Ecco perché i portici sono un altro segno della nostra storia, che però in mancanza di autorizzazione imperiale venivano surrogati dai barbacani, un termine singolare quanto misterioso che deriverebbe dall'arabo barb al-barrana, ovvero porta esterna, in parte protetta da questi mezzi portici, che raccontano però anche un'altra storia. Una volta i portici non erano ammessi perché le strade dovevano essere completamente libere, dopodiché ne è venuta fuori la speculazione edilizia trevigiana dei barbacani che allargano in cima la parte, diciamo così, abitabile, buttandosi in fuori e gettando però a un'altezza tale da poter consentire il libero passaggio dei carriaggi sotto la casa. Insomma, facevamo anche a quel tempo le speculazioni edilizie. No, ne abbiamo fatte tutti i giorni. Diciamo che le novità in termini di brigantaggio non sono dell'ultimo giorno, insomma. L'esperienza è lunga e abbastanza sostanziosa.